ogni 100 euro versati dai contribuenti veneti alle amministrazioni pubbliche, solo 70 ritornano in termini di servizi. Il resto contribuisce alla perequazione territoriale, cioè viene redistribuito alle regioni più povere, in primis il Mezzogiorno. È ancora una volta il Veneto, dunque, assieme a Lombardia ed Emilia-Romagna, a guidare la graduatoria delle regioni in avanzo finanziario. Il residuo fiscale della nostra regione ammonta a 21 miliardi di euro, oltre 4.000 euro per ogni abitante, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Abbiamo visto i dati che abbiamo 20 miliardi di avanzo fiscale, abbiamo 4.400 euro pro capite, mi pare che siano eccessivi. Sono 3 regioni, la Lombardia, l'Emilia e il Veneto, che mi pare che sostengono maggiormente tutte le regioni d'Italia. Per cui io credo che sia anche auspicabile un intervento rapido nella descrizione della legge sull'articolo 119. Cioè federalismo fiscale, che per funzionare deve essere prima ancora istituzionale, con la possibilità, ad esempio per le regioni, di istituire tributi propri. Se noi avessimo una compartecipazione, per esempio al gettito dell'imposta sui redditi, potremmo fare una fiscalità di vantaggio dove gli incentivi, le agevolazioni al sistema delle imprese sarebbe un automatismo rispetto a quello che facciamo oggi, bandi, domande, risposte, pagamenti, quindi una procedura che porta ai tempi finiti. La fiscalità di vantaggio può essere uno degli elementi che si raggiunge solo se noi potremo avere una compartecipazione su una imposta che pagano le imprese. Insomma, secondo il rapporto di Unioncamere, la riforma è urgente, anche perché la spesa pubblica è ormai fuori controllo, ha raggiunto quasi il 50% del PIL e nel settore di spesa più forte, la sanità, l'80% del deficit è causato proprio dalla cattiva gestione di alcune regioni. Se venisse applicato attraverso il federalismo fiscale il modello Veneto anche nelle altre realtà regionali avremmo un risparmio annuo pari a 28 miliardi di euro, quindi immaginate quale può essere la virtuosità dell'applicare il modello Veneto anche per quanto riguarda la macchina pubblica.